Dagli ordini degli architetti di Agrigento arriva la tabella di marcia per la realizzazione del futuro aeroporto. Per gli architetti la priorità assoluta è l'inserimento nel piano nazionale degli aeroporti. Per il presidente dell'ordine degli architetti, Rino Lamendola, che attraverso un suo comunicato stampa afferma come apprezziamo le iniziative del comitato promotore per la costituzione della SPA Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento e gli emendamenti al disegno di legge numero 124 del 2023 depositati in Parlamento dal deputato nazionale Calogero Pisano per il reperimento delle risorse necessarie per realizzare lo scalo, ma siamo ben consapevoli, continua Lamendola, che per non ricadere nelle trappole che nel passato hanno vanificato ogni sforzo delle istituzioni preposte alla realizzazione dell'importante infrastruttura, sia prioritario e inderogabile l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti redatto dall'ente ENAC e al vaglio del Ministero delle Infrastrutture. Lamendola continua affermando come, al di là delle tante iniziative portate avanti con merito da comitati cittadini, da esponenti politici impegnati sul tema, per gli architetti la concreta realizzazione dell'aeroporto è importante procedere seguendo un ben preciso ordine, una tabella di marcia, insomma, divisa in due fasi. La prima da avviare immediatamente, mentre la seconda rimane subordinata al buon esito della stessa e al reperimento delle risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Lamendola afferma un suo piano di studi, nella prima fase quella della programmazione, individuare la scelta definita del sito, la redazione di uno studio di massima completo report aggiornato sulla sostenibilità economica e gestionale, l'inserimento dello scalo nel piano nazionale aeroporti, la seconda fase, quella relativa all'affidamento a professionisti esperti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'acquisizione dei pareri di rito, la redazione, la verifica e la validazione del progetto esecutivo e successivo appalto dei lavori, l'esecuzione e il collaudo degli stessi. Lamendola conclude dicendo, non volendo illudere i cittadini con slogan che poi vengono sistematicamente smentiti, nell'ipotesi in cui i passaggi sopra elencati siano posti in essere con successo e senza imprevisti, sperando di essere smentiti, stimiamo tempi non inferiori ai 5 anni per l'auspicata posa della prima pietra.